Dopo le molte chiamate nel fine settimana ho accettato questa sfida importante con entusiasmo. Parlando con il leader del mio partito Matteo Salvini, ho chiesto garanzie per avere mani libere nel poter coinvolgere le persone migliori della società varesina, affinché la città possa avere veramente il governo dei migliori. Credo, da uomo di sport, che si vinca assolutamente se si riesce a stare insieme e con il contributo di idee e con il sostegno di tanti riusciremo sicuramente a creare un'offerta alternativa a quella che la sinistra ha dato alla città in questi 5 anni, che vuol dire avere attenzione nei confronti degli investimenti, attenzione alle imprese, i partenariati tra il pubblico e il privato, i temi valoriali che non sono mai da mettere in secondo piano, che chiaramente ci differenziano come punto di partenza dai temi valoriali del centro-sinistra, e sicuramente creano anche entusiasmo, mettendo al centro l'individuo, che deve essere sempre attenzionato da coloro che hanno ambizione di andare al governo di una comunità.